Liguria di Levante. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Abbiamo visto gli articoli principali del giorno, le questioni del giorno. Come vi dicevo poco fa, in chiusura di rassegna stampa, abbiamo la possibilità adesso di ritornare su alcuni dei temi dei quali avevamo già parlato l'altra settimana con il professor Fabrizio Pezzani, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Abbiamo parlato prima. Professore, buongiorno e grazie innanzitutto. No? Allora, buongiorno a tutti. abbiamo citato stamattina, permettimi una divagazione, l'intervista, molto interessante peraltro, molto bella, a quello che è un ragioniere importante perché sussurra i potenti dell'economia, il ragionier Pirola per la precisione. Giuseppe Pirola, nato a Cernusco sul Naviglio, ha scritto un libro intitolato appunto Il ragioniere. Tutti conoscono Pirola, no? Il cognome Pirola qualcosa ha a che fare con questo grande studio fiscale, forse uno dei più importanti d'Italia, che continua però a 75 anni a non capire i politici e a non capire molto spesso i magistrati, che sono comunque protagonisti in questa nostra bella Italia. Perché cito il ragioniere? Perché tu sei stato anche docente di ragioneria, no? Generale applicate, Certo, e di contabilità e di analisi dei costi. E il mestiere del ragioniere, secondo me, ti ha permesso poi di diventare anche filosofo, no? Lasciami dire, certo. lasciami usare questa parola grossa, perché se non conosci la realtà poi è difficile ragionarci sopra, no? Quindi bisogna partire dall'ABC. È importante l'università, la tua Bocconi, senz'altro, diciamo, però è importante anche partire dall'ABC, appunto, e dall'analisi della realtà, che è quella che fa il ragioniere. Poi, oltre a questo, tu hai scritto articoli, continui a scriverli, cercando di riflettere sulla realtà, però la realtà prima bisogna conoscerla, cioè fare i conti della serva non è così sbagliato, no? Mi viene da dire. È così. Detto così en passant, il che poi ti permette anche di fare ragionamenti più generali nei tuoi articoli e nei tuoi libri. Voglio citarne un paio, così giusto per ricordarlo a chi ci ascolta. Il futuro nelle radici, credo che sia la tua ultima pubblicazione per Egea, Sì. e prima ancora Umano, poco umano, ripubblicato nel 18, riflessioni su moneta, finanza e macrousura. È tutta un'altra storia, ritornare all'uomo e all'economia reale, un altro libro del quale avevamo parlato a suo tempo, ma poi è facile andarli a recuperare anche online. Li volevo citare giusto però per dire che, perdonami se l'ho fatta un po' lunga, se non conosci appunto la realtà, se non fai un po' il ragioniere in senso buono, i numeri, perché parlare di economia è tanto bello, ma si rischia di diventare un po' come gli sciamani e gli stregoni, no? Invece, se uno è partito dal reale, poi magari ci può ragionare sopra con più frutto, che è quello che stiamo cercando anche di fare, e che stai facendo anche su, da ultimo, il sussidiario.net, che è una testata che spesso entra nella nostra rassegna stampa. Tu sul sussidiario stai pubblicando una serie di articoli, finora sono 2 se non sbaglio, sulla questione dei rapporti tra finanza e politica. Allora, ti faccio una domanda generale, poi ti lascio subito la parola, professore. Siamo alla fine di un'epoca, quella che ha visto la finanza colonizzare gli spazi della politica e ridurre la politica, diciamo, a una dipendenza totale. Siamo secondo te alla fine di quest'epoca, che non mi pare che abbia prodotto più ricchezza per tutti, anzi al contrario, tu negli articoli con tanto di grafici, invito anche chi ci ascolta ad andare a cercarseli, è facilissimo, su ilsussidiario.net, tu dimostri esattamente che questo dominio della finanza sulla politica ha generato maggior diseguaglianza, maggior disagio sociale e un oggettivo arretramento delle condizioni di vita complessive, no? A noi sembra di essere nell'età dell'abbondanza, ma non è proprio così, o no? No, è esattamente il contrario. Siamo in una situazione in cui c'è un livello di disuguaglianza che non esiste pari nella storia, insomma. E come abbiamo avuto modo di parlare le altre volte, noi abbiamo avuto nel 71, lo ripetiamo tante volte, una rivoluzione finanziaria che ha
creato i presupposti per il dominio della finanza, una finanza che è completamente staccata dal mondo reale, perché la stampa al tempo del 71 della carta moneta venne slegata completamente da un controvalore reale che era l'oro, insomma. Quindi questo ha consentito alla finanza di crearsi un mondo suo, lontano dall'economia, dell'economia reale, dove noi viviamo, dove tutto è misurabile e dove è finito, mentre nel momento in cui si stampa carta moneta all'infinito non c'è nessun limite, quindi si possono applicare tutte le formulazioni matematiche che così spesso si vedono negli studi di finanza, che non è più economia, insomma. Il passo decisivo è stato nell'89-90 con la caduta del muro di Berlino, quando scompare la Russia, insomma la Russia si spezza in mille stati, e la finanza comincia a prendere il sopravvento, non avendo più nessun oppositore di fatto reale. La Cina era ancora dormiente, insomma. Per cui ci sono stati 30 anni, dal 90 ad oggi, in cui la finanza ha potuto esercitare un dominio come arma non convenzionale da guerra. La finanza, questo è il risultato anche di una collusione tra accademia, politica ed finanza. E la finanza ha preso un sopravvento, insomma, un senato virtuale sopra tutti gli altri, non democraticamente eletto. Questo Senato nel secondo articolo sul sussidiario tu parli proprio di questo e anche dei derivati, no? Che sono un po' l'emblema di questo mondo. Sì, e questo ha consentito di creare strumenti finanziari e di dare indicazioni su indicatori, scusa la ripetizione, che in realtà non sono fondati da nessun fondamento scientifico. Per cui i derivati, basti pensare... Sono scommesse, diciamo così, finanziarie, con le quali però tu incidi sulla realtà, sui prezzi dei beni. Sì, come se la gente... Diciamo, i derivati 10 anni prima, nel 90, erano 1/30 del PIL. E 10 anni dopo, il 2000, nel 2010, erano 30 volte il PIL. Oggi non abbiamo idea di quanti derivati ci siano, e tutte queste crisi che si verificano negli Stati Uniti sono derivate anche dalla quantità di derivati, insomma, non è casuale. I derivati sono stati applicati da noi in Italia molto spesso senza averne la minima conoscenza, no? Quindi si applicavano i derivati perché gli studi finanziari, gli studi di avvocati, gli studi legali, eccetera, suggerivano di fare queste cose. Io sono stato presidente del collegio dei revisori del Comune di Milano e quindi ho potuto assistere al dibattito in tribunale dell'accusa del Comune di Milano nei confronti delle banche che avevano fatto i derivati del Comune di Milano. E andando a leggere gli interrogatori si leggeva che nessuno ne sapeva nulla, insomma, per cui venivano fatti su suggerimento di... non è casuale che le banche che hanno fatto più derivati siano state quelle che sono andate maggiormente in difficoltà, quindi il Monte dei Paschi, che ha avuto il processo per tutti i derivati che ha fatto, e l'Unicredito. E una banca che ne ha fatti tantissimi fuori è la Deutsche Bank. La Deutsche Bank, che in questo momento è in una situazione di grande difficoltà, è per la quantità di derivati che ha fatto, perché stranamente rispetto alla loro tradizione i tedeschi hanno vissuto in maniera diretta la crisi della Lehman, perché erano impegnati sui subprime, insomma, per cui
la finanza è stata determinante nei processi di dissesto dei paesi, dissesto delle aziende, ha potuto colpire con dei metodi che, come ho detto, non sono scientificamente fondati, insomma, sono fondati sul nulla, ma ha potuto, come dire, metterci in difficoltà dal 92, quando Soros attacca la lira e la sterlina, e poi negli anni 90 quando attacca con le crisi dell'Argentina, gli Argentina Bond, i Tequila Bond, il Messico, le Filippine, la Malesia, e quindi è successo entro gli anni 90 tutto un uso della finanza per destabilizzare. Nel 99 Greenspan, sotto la presidenza di Clinton, abolisce una legge che era stata istituita nel 1933 da Roosevelt su indicazione di un italiano che si chiamava Ferdinand Pecora, che obbligava le banche commerciali ad essere diverse dalle banche d'affari finanziarie. Sì. Nel 99 Greenspan abolisce questa legge, che si chiamava Glass-Steagall Act, e consente alle banche finanziarie di entrare nel recinto delle pecore e le fa fuori, insomma, no? Per cui questa finanza, che di per sé la finanza non è un fatto negativo, è come qualsiasi strumento, è una conoscenza strumentale, per cui di per sé non è un bene o un male, ma però è stata usata in modo dispotico e criminale, cioè alla fine di quel pezzo che tu arriverai a leggere sul sussidiario, io introduco l'ipotesi che, avendo fatto un uso non controllato contro gli stati, contro i paesi, contro gruppi di persone, sia definibile come un crimine contro l'umanità, secondo la dizione giuridica che ne fa lo stesso ONU, insomma. Quindi, ecco, professore, mi viene da chiederti quello che accennavo prima, ma siamo alla fine di quest'epoca secondo te o dobbiamo attenderci ulteriori e a questo punto pesanti, drammatici sviluppi? Primo. Secondo, uno strumento come quello del governo nazionale è sufficiente? Perché noi abbiamo visto che nel 2011 governo Berlusconi, in nome di questa finanza, tra virgolette, allora si chiamava preso corpo nello spread, però è stato buttato giù. Un governo comunque eletto dai cittadini, dagli elettori. Allora, un governo nazionale eletto democraticamente è sufficiente per far argine e per cambiare rotta? Oppure no, dobbiamo sperare in un federalismo? Perché per paradosso uno potrebbe dire: ma se non ce la fa un governo nazionale, figurati a spezzettare ulteriormente il potere negli enti locali, nelle regioni, eccetera. Però è anche vero che ci sono stati piccolissimi, non solo la Svizzera, ma anche altri che funzionano egregiamente e forse sono da argine alla globalizzazione di questo genere, no? Alla globalizzazione finanziaria, alla finanza che uccide. Allora, com'è che la mettiamo? Tu come la vedi, visto che sei anche un esperto di allora, federalismo? la tua prima domanda è se vedo una fine. Lenin diceva che ci sono dei decenni in cui non accade nulla e poi ci sono delle settimane in cui accadono dei decenni. Io credo che siamo arrivati alla fine, nel senso che abbiamo detto anche su alla radio in merito allo scontro di civiltà, quindi la civiltà occidentale contro la civiltà del resto del mondo, quindi stiamo parlando dei BRICS, stiamo parlando della cooperazione Shanghai, eccetera, e stiamo assistendo al fatto che un crescente numero di paesi, sia africani sia nel Sud America, si avvicinano al gruppo dei paesi contro gli Stati Uniti. Leggevo proprio questa mattina che il Giappone ha dichiarato la sua intenzione di comprare petrolio dalla Russia, quindi non che non possa fare altrimenti, è che lo vuole fare, insomma, no? Quindi stiamo assistendo a una sorta di frazionamento, no? E della capacità della Cina, purtroppo nel bene e nel male,
di sapersi conquistare degli alleati, insomma, no? A differenza della politica americana, che è sempre stata basata sulla guerra e si è lasciata dietro macerie e morti, la Cina prosegue in modo estremamente silenzioso, seguendo i dettami di quello che aveva scritto Mao nel famoso libretto rosso. E Mao diceva: voi dovete entrare nei paesi in silenzio, con calma, senza farvi notare, senza creare dei problemi, ma lentamente creando delle reti, aiutando i locali, costruendo delle infrastrutture, costruendo. È quello che ha fatto in Africa, è quello l'accordo. Anche i giornali, qua come tu dicevi, no? Siamo in giornali in cui la prima pagina è occupata da notizie tutto sommato irrilevanti dal punto di vista eh, storico e poi dimenticano, per esempio, la scorsa settimana l'accordo fra Brasile e Cina, in cui c'è uno scambio commerciale tra Cina e Brasile nelle valute locali. E qui stiamo parlando di 200 miliardi di scambi commerciali non in dollari. Quindi lentamente si sta creando una situazione per indebolire il dollaro e di fatto indebolire la tenuta unipolare degli Stati Uniti, che non può più essere giustificata. Federalismo. Io sono profondamente convinto che il federalismo sia fondamentale in questo paese, al punto che nel 2008 io ho proprio scritto un libro sulla necessità di avviarci verso un federalismo. Il libro era intitolato Il patto di lucidità. Noi siamo in un paese profondamente diverso per storia, per tradizioni, per cultura. Essere governati dagli Asburgo è diverso che essere governati dai Borboni. Il modello federale è quello che risponde maggiormente alle esigenze del paese, perché al momento abbiamo un governo centrale in presenza di un paese che è profondamente diverso, e quindi abbiamo una asimmetria legislativa. E questo è il primo problema che noi dobbiamo affrontare. Quindi questo patto di lucidità, che io avevo presentato come un paese a due facce, insomma, no? Una che guarda da una parte e una che guarda dall'altra. Allora, il paese è naturalmente federale, perché non si possono usare i provvedimenti per la Lombardia, per la Sicilia o per la Puglia, quelli del Piemonte. Quindi questo è fondamentale capirlo, e quindi è necessario un livello di autonomia, perché i bisogni delle singole regioni sono profondamente diversi fra di loro e non possono essere soddisfatti da un governo di tipo centrale, il quale può avere una forma di governo federale come quelli degli Stati Uniti, ma poi i vari stati hanno una legislazione loro, talvolta anche molto diversa dal punto di vista della normativa. Il secondo aspetto è importante, perché noi ci troviamo in una situazione di altissima variabilità, cioè è difficile prevedere che cosa succederà fra una settimana. Sì. Quindi in una situazione di grande variabilità, dal punto di vista organizzativo è necessario essere estremamente rapidi nei processi decisionali, cioè ci vuole molta elasticità. Ora, che cosa succede? Che se i processi decisionali avvengono al centro e poi progressivamente vengono delegati fuori, noi stiamo perdendo tempo e si arriva a porre delle soluzioni quando i problemi sono passati. Quindi due sono i motivi fondamentali per cui bisognerebbe perseguire il federalismo. Uno è legato alla natura del paese, che ha profondamente storie, per cui il fatto che nel nord sia stata la mezzadria e nel sud il latifondo ha creato due mondi completamente diversi, e quindi è necessario che la normativa lasci uno spazio decisionale in relazione al fatto che ogni Stato, ogni regione ha bisogni diversi da quelli degli altri e modalità di essere soddisfatti in modo diverso rispetto agli altri. Secondo, in una situazione in cui è necessario prendere decisioni in tempi estremamente
rapidi, è chiaro che il modello decisionale decentrato è quello più funzionale a una situazione, perché può rispondere immediatamente o in tempi molto più rapidi ai bisogni locali rispetto ai bisogni generali. E questi sono i due elementi a quel tempo che avevo scritto sul libro Il patto di lucidità. Il federalismo, a mio parere... Quindi la ricetta è buona ancora oggi, mettiamola così. Direi fondamentale. Anche se non l'abbiamo vista neanche da lontano la sua applicazione, no? Perché siamo in un curioso paese per cui fin dal 2001 c'è stata, che si può giudicare in mille modi, ma c'è stata comunque una riforma che ha aperto la strada a un possibile assetto federale, no? Andava tradotto in atto. Siamo qui dopo 20 anni a una commissione che vedrà i livelli essenziali delle prestazioni, la commissione presieduta dal professor Cassese, no? Che è prioritaria rispetto a qualsiasi percorso di maggiore attribuzione di poteri alle regioni, cioè al federalismo vero. Ecco, tu come la vedi tutto questo percorso farraginoso, complesso? Questa commissione, come puoi aver visto, è composta esclusivamente da giuristi e avvocati, e questa è già una risposta. E direi anche emeriti, cioè di una certa età. Emeriti. Allora, noi siamo in un paese fuori dal mondo, perché come è successo in Europa, anche in Italia negli ultimi anni... Tra l'altro, scusami professore, non è per interromperti, ma proprio per interloquire con te, perché tu hai toccato un tasto che anche a me mi ha colpito, no? Qua ci sono tutti giuristi e avvocati, ma insomma stiamo parlando di una materia che invece avrebbe a che fare anche con i conti, con i numeri, con la realtà. Con l'economia, avrebbe a che fare con l'economia in una fase dove il problema prioritario non è come legiferare nelle autonomie, ma come ridurre i costi, come ridurre l'indebitamento. Il giurista. Allora sono anni, noi siamo un paese, come si diceva, che è la culla del diritto, va bene? Fuori che oggi questo diritto è la tomba di questo paese. Siamo in un paese che ha 200.000 norme, la Francia ne ha 5.000, la Germania ne ha 7.000. Noi ogni volta che c'è un problema, che cosa facciamo? Come questa commissione, cosa facciamo? Facciamo una nuova legge, modifichiamo la precedente o creiamo un nuovo organo, ed è un continuo che si rimandano su se stessi, eccetera. Quindi il federalismo è ostacolato fondamentalmente da un modello culturale che è legato al passato ed è legato al mantenimento di una forza del potere centrale amministrativo. Noi abbiamo una burocrazia come quella in Europa che si è assunto un potere di governance lasciato libero da una politica non presente e non autoritaria nei confronti della stessa burocrazia. Quindi l'autonomia per questo paese, io ho scritto un libro, quindi motivando come ti dicevo, insomma, no? Sì. Il problema è stato che poi a livello regionale, in questa mix di poteri, per cui non si sapeva bene dove finiva il potere dello Stato centrale e nemmeno dove arrivava quello dello Stato federale, in questo mix si è creato un gran casino. Questa è la realtà, che ha favorito l'aumento dei costi e delle spese e non le ha ridotte, insomma, no? Quindi io credo che il modello federale, credo, lo dico e l'ho scritto, insomma, a maggior ragione nel 2008. Anzi, faccio anche un esempio di come siamo stati devastati dai derivati. Sino al 2007 la Ragioneria Generale dello Stato si ponevano dei vincoli per le singole voci del bilancio dei comuni e delle regioni, per cui tu non potevi passare un certo tetto di debito, non potevi passare un certo tetto di spese, eccetera. Insomma, erano definiti dei tetti, d'accordo? Sino al 2007 era consentito ai comuni di fare i derivati. Per quale motivo? Perché il derivato non era considerato un debito. Quindi molti comuni, per aggirare il tetto del debito, hanno fatto i derivati. E quindi il Comune di Milano ha fatto i derivati. Io ho visto dei comuni
che per pagare i derivati hanno dovuto vendere le case di riposo per anziani. Quindi chi è stato una delle banche che ha diffuso maggiormente i derivati nei comuni nel 2004, 2003, 2005, quando c'era questa finanza esplosiva e tutti ci credevano, è stata certamente l'Unicredito, che ha fatto tantissimi derivati in tanti comuni italiani, insomma. E anche qui andavi dal sindaco e dal ragioniere generale del comune, il quale faceva i derivati e poi diceva: ma io non ne sapevo nulla, non avevo la minima idea, però tutti li facevano, l'ho fatti anch'io. Quindi proprio manca anche un livello, Giulio, di responsabilità. Credo che una grande responsabilità ce l'abbiano questi giornali. I giornali stanno perdendo qualsiasi credibilità. Ma guarda, io nel mio piccolo ti dico, professore, poi dobbiamo purtroppo salutarci perché sono già le 9, ma ci daremo appuntamento, anche perché io vorrei riprendere con te il filo di un altro discorso, quello che tu hai puntualizzato in un altro articolo sul sussidiario.net a proposito dello scenario Ucraina e della guerra in Ucraina, che ha perfettamente a che fare con il ragionamento che abbiamo fatto fin qui, e poi vedremo anche il perché più in dettaglio. Se sei d'accordo ci risentiamo, no? Sì, però volevo dire una cosa. Sì. Rapidissimo, quello che mi colpisce e credo colpisca tutti se ci fanno caso, è che sulle prime pagine ci sono molto spesso dei fatti irrilevanti, no? Quello ti volevo dire. È la Russia. Un'altra cosa che mi sorprende è questo, no? Quanti i maggiori quotidiani continuino a parlare sempre del nuovo segretario del PD, della signora Schlein, ma parlate del governo e chi governa. Sembra invece che chi governi sui giornali sia il Partito Democratico. Questo spazio enorme, no, che viene lasciato per coprire, per favorire, eccetera, in presenza di una realtà di governo che è completamente opposta, insomma, per cui si crea questa disfunzione informativa che finisce per... Guarda, stavo dicendo proprio questo, che dopo 25 anni di rassegna stampa mi sono reso conto che i giornali sono diventati qualcosa di estremamente povero, che non ti permette più di capire esattamente le cose del giorno. Comunque ci torniamo sopra, io ti ringrazio per il momento, grazie al professor Fabrizio Pezzani. Professore, a presto, ci mettiamo d'accordo e ci risentiamo, perché... Un grande abbraccio a tutti, buona Pasqua, sperando di non fare la fine degli agnelli sacrificali. Grazie Fabrizio, buona Pasqua anche Ciao, a te. Giulio, un abbraccio. A presto.